Una foto che cristallizza il tempo che si è fermato 37 anni fa, il volto di Alessandro, 17enne. Alessandro, il mio adorato fratello, ci ha lasciati. Finalmente ritroverà quella pace che tanto gli è mancata nella vita. Ciao Ale, ti ricorderò sempre così. Le parole scelte da Andrea Guarnieri per salutare il fratello morto dopo 37 anni di coma vegetativo. A 17 anni Alessandro rimane coinvolto in un brutto incidente in moto. Era il 15 settembre del 1987. La famiglia Guarnieri, che vive a Padova per 37 anni, ha curato e assistito Alessandro, che dopo quell'incidente stradale non si è più ripreso e rimase in coma vegetativo. La storia della famiglia padovana Guarnieri è una storia di dolore, ma anche di infinite cure, nella speranza di un risveglio che però non c'è mai stato. Cure amorevoli di due genitori e di un fratello che in questo tempo hanno permesso ad Alessandro di vivere per 37 anni. Alessandro, con la sua storia, è stato così il paziente in coma vegetativo più longevo d'Europa. I funerali di Alessandro Guarnieri si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle 15:30 nella chiesa di San Daniele a Padova, in Corso Umberto.